Nell'opuscolo elettorale del candidato a sindaco di Padova Francesco Peghin appare una sua foto con Alex Zanardi, il pluricampione di handbike vittima di un gravissimo incidente nel giugno del 2020. Apriti cielo, il sindaco di Noventa Padovana, comune dove risiede da tempo Zanardi, non la manda giù. Cosa che secondo me trovo completamente sbagliata, sia per rispetto verso la famiglia e sia per rispetto verso la persona che in questo momento non può dire nulla. Avevo chiesto anche quando era tornato a Noventa Padovana dall'ospedale, avevo chiesto che calasse un silenzio, cioè io ho detto guardate non rilascio dichiarazioni, vorrei che la famiglia fosse lasciata stare per rispetto verso la persona. Il candidato Peghin ha spiegato che si trattava di una foto fatta con un amico e anche sostenitore del Museo della Medicina, ente che l'ex presidente degli industriali ha diretto in passato. Poi c'è il fatto che a sostegno di Peghin c'è lo stesso partito in cui milita Bano, la Lega. Zanardi è di tutti, dopodiché c'è un aspetto familiare, cioè, quindi io ne faccio una questione oltre che di stile anche di convenienza per tutti, cioè, non è opportuno che venga utilizzato, punto.